Rilanciare in modo convinto il bicibus e il pedibus. Lo chiede con una lettera indirizzata ai comuni e agli istituti scolastici la FIAB Tigullio, che rilancia una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per sostenere la scelta della bici tra gli studenti. Lo fa in occasione della settimana europea della mobilità, nella quale la Liguria è unita da ponente a levante con una bicistaffetta che toccherà in queste ore i cosiddetti comuni ciclabili. Proponiamo, come sempre facciamo, modalità alternative e sostenibili, quindi andare a scuola a piedi, vedi pedibus, o in bicicletta, vedi bicibus, e per questo abbiamo scritto ai sindaci del Tigullio, ai dirigenti scolastici, ai comitati dei genitori, perché su questo si investa decisamente. È stato fatto qualcosa in queste settimane? Sono spuntate qualche pista ciclabile? C'è ancora però tanto da fare. Sì, sappiamo che a Chiavari si sta muovendo e diciamo, tornando all'argomento di prima, Chiavari è interessata al riconoscimento di comune ciclabile proprio perché si sta dando da fare per promuovere la mobilità ciclistica, altro ha in programma. Sestri già parte bene e Lavagna è penalizzata dal blocco dei fondi, diciamo, ha tante idee buone che condividiamo, ma purtroppo non riesce a realizzarle. Ma incontreremo anche Lavagna proprio per dare anche un sostegno. C'è sempre la vostra richiesta di rendere più sicure le gallerie di Sant'Anna, i lavori, notizie di questi giorni, verranno prolungati di altri 10 giorni con il divieto di transito, su questo ci sono novità. Sul divieto di transito pazientiamo. Per Sant'Anna ho parlato con l'architetto Piazze di Lavagna, quale è molto motivato a far sì che ci sia un progetto fattibile, finanziabile poi dal programma della ciclovia tirrenica, quindi laddove il comune non ha soldi suoi, però interviene lo Stato con i finanziamenti per la ciclovia tirrenica.